L'IDV, l'Italia dei Valori, punta alle europee per tornare in campo con il suo simbolo. Messina, che è il successore di Di Pietro, ribadisce no a questa legge di stabilità e no alle larghe intese. Danilo Scarrone lo ha intervistato. Di Pietro ha detto che tornate alle prossime europee. Che cos'è, una minaccia? Non è una minaccia, è una certezza per i cittadini, il fatto di poter contare su un partito come l'Italia dei Valori che dai valori fondanti, legalità e trasparenza vuole cambiare le cose anche in Europa. Siete un po' contro tutto e tutti, legge di stabilità, governo di larghe intese, siete un po' soli? No, non siamo affatto soli e stiamo lavorando per un nuovo centrosinistra che sia diverso dalle larghe intese e alternativo al centrodestra. Questo è quello che vuole fare l'Italia dei Valori e sta lavorando con le forze politiche che vogliono farlo. Ma avete firmato un referendum contro l'abolizione per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti? Certamente sì, abbiamo raccolto. E cosa farete, con i soldi che avete in cassa? Li restituirete? Sicuramente verranno utilizzati per far politica, così come è destinato. Ovviamente nel momento in cui il partito decidesse di non far politica restituirebbe ai cittadini che sono i veri titolari. Secondo lei i partiti fondati dagli ex pubblici ministeri, come è stato quello di Di Pietro, quello di Ingroia, hanno ancora un senso oppure no? Il problema non è essere fondati da un ex pubblico ministero, ma da soggetti che politicamente possono rappresentare qualcosa. Ritengo che a partire dalla storia di Mani Pulite e di Di Pietro abbiamo rappresentato e vogliamo rappresentare in Italia la possibilità di cambiare ancora una volta, cosa che oggi non accade in un'Italia che oggi ha il tasso più alto di disoccupazione giovanile, nel momento in cui lo Stato si continua ad arrovellare sul problema della decadenza. Una volta per tutte che decada, ma si procede e si vada oltre, pensando ai giovani, alle famiglie e alle piccole e medie imprese che soffrono.